sono partita dalla lana come materiale familiare, perché proviene dalle pecore allevate da Ettore, mio figlio, e questa materia porta con sé un'infinità di sapienza antica, di dedizione, e inoltre porta con sé veramente tanti semi, tante erbe, tanti piccoli frammenti di alpeggio e di tutti i luoghi che la pecora incontra il gregge incontra lungo il suo percorso. E questo materiale organico mi piace moltissimo che possa essere conservato all'interno della lana. Si vede molto bene in una delle icone dove lavoro la lana in forma di feltro, e accompagno poi, come se fosse uno scollo di abito, con una parte di velo da chiesa che apparteneva a mia nonna Maria. E Madre insegnami ad amare tiene insieme questi due materiali che provengono da luoghi estremamente diversi, anche da culture molto diverse, ambienti culturali diversi. E la parola scritta Madre insegnami ad amare, questo mantra, tiene insieme questi due materiali, questi due luoghi, con un filo metallico molto sottile. L'altro lavoro in cui mi sono avvolta, su cui posso riposare e sotto il quale posso riposare, è una coperta costituita da una sequenza di icone realizzate con fili di lana differenti che tengono insieme concretamente, proprio tengono fisicamente insieme la lana cardata. E questa coperta ha una funzione magica, una funzione terapeutica, una funzione di cura, in una forma di passività proprio del corpo che può essere avvolto, scaldato, protetto da una coperta che prega prega come fosse un respiro.